Insomma, Massimo, questo concertino come... Beh, è un concertino, no, beh sì, no, non mischiamo l'inglese. Infatti. È un concertino di musica elettrocomica. Elettrocomica, bello, infatti. Tutti si sono chiesti che negozio è svaligiato per sì, usare quei costumi. Infatti, soprattutto poi alla fine, cioè, se non mettessi i costumi la gente se ne andrebbe già via, esatto. Invece così hanno la curiosità di dire che cosa si metterà dopo, esatto. Cosa farà dopo. Soprattutto tutti aspettavano che mostrassi le chiappe. Esatto, le chiappe. Quello infatti è stato il momento migliore. Non lo sempre, esatto. Lui aveva questi pantaloni di pelle con 2 buchi sulle chiappe e a un certo punto il mio cuore fa boom boom, accompagnato dal balletto schiappeggiante. Sì, quello è sempre il momento che la gente non si aspetta. Ma insomma, questi vestiti li trovi dove te? Certi me li faccio anche fare. Tu? Sì. Tipo il parruccone? No, quelli li ho trovati su internet. Anzi, li ha trovati il presentatore. Ah, ok, perché la Valentina prima si chiedeva dove li avessi trovati. No, fantastici, veramente. Poi è la soubrette, ne vogliamo parlare? Beh, la soubrette... Che conosceva a memoria i pezzi, mi sembrava. Sì, ci segue da un anno e l'abbiamo scelta appositamente perché è la ballerina peggiore da tutte quelle che abbiamo provinato. È vero, a me sembrava bravissima. No, ma infatti si dice così. Un gran talento. Si dice così. Ma lei è una scrittrice. Ah, vedi, come si chiama? No, lei, Nicole Beltramini, ha scritto diversi libri, tra cui uno per Mondadori. Ah, però. Sì. Non siamo proprio il target di Cosmopolitan. Dici? Secondo me sì, invece. No, comunque dai, a me è piaciuto molto, anche così come proprio musicalmente, poi il lavoro fatto sulla voce, molto bello. Ma tu hai qualcosa in giro in questi giorni per Bilbo? Sì, domani presento il libro che è uscito ancora alla fine di ottobre per Rizzoli. Che libro è? È un libro è una graphic novel che si intitola La quarta necessità, che è stata scritta da Daniele Luttazzi. Ah, però. Sì, è l'unica cosa pubblica in questo momento che c'è di Luttazzi. Lo presenti domani dove? Lo presento domani al Mel Bookstore alle 6:30. Quello di Verzoli. Sì, per forza. Lo so. A che ora hai detto? Alle 6:30. 6:30, ci saremo sicuramente. C'è un programma allucinante, cioè 40.000 cose. Come sempre, quando si fa il festival c'è sempre un sacco di materiale. Poi il Bilbo Bull è effettivamente un bel piccolo festival che sta diventando anche grande. Ma sì, mi sa che lo è già diventato. Ciao Bilbo Bull! Ciao Bilbo Bull, Festival Internazionale. Ti seguivo quando ero piccino, questo vuol dire che ho tipo 80 anni.